Siamo in Abruzzo con Gianluca Zaccagnini. Presentaci l'azienda Zaccagnini. Sì, buongiorno, siamo davvero orgogliosi di poter partecipare a questa 52esima edizione del Vinitaly. L'azienda nasce nel 1978 a Bolognano, in provincia di Pescara, sempre con la filosofia quella di rispettare la qualità dal grappolo al vetro. Nel susseguirsi degli anni abbiamo avuto diversi interventi di maestri internazionali e nazionali a livello di opere d'arte. Infatti la nostra filosofia, il nostro slogan è il vino arte dell'uomo. Vino arte dell'uomo, fantastico. E Gianluca, parlaci invece della parte, diciamo, di produzione, quella che forse è più affascinante per i produttori. Tu te ne occupi affiancando il tuo enologo, racconta. Sì, assolutamente. Il nostro enologo, nonché mio zio, Concesio Marulli, è anima e colonna portante dell'azienda. Noi esportiamo in 45 paesi, suddivisi per 5 continenti, con una produzione annua di circa 5 milioni di bottiglie. E da circa, diciamo, dal 2009 che siamo parte integrante del progetto Nomacork. Quante referenze avete in tutto, differenti? Noi in tutto abbiamo circa 30 tipologie di etichette. Il nostro vitigno principale è Montepulciano d'Abruzzo ed è un vitigno molto versatile in quanto riusciamo a fare un entry level, un cru, un dessert wine, quindi ci dà tante soddisfazioni. In quale di queste 30 etichette utilizzate tappi alternativi al zucchero? Noi utilizziamo il Select 100 per i vini bianchi, dove fa passare meno ossigeno, mentre per i rossi è il Select 500, mentre per gli spumanti è il tappo Zest. Quindi utilizzate il tappo Zest per gli spumanti. Da quanto tempo? Da circa 4-5 anni, nel senso noi abbiamo creduto a Nomacork collaborandoci dal 2009, però c'è stato uno studio prima per circa 4-5 anni da parte di Concesio Marulli che ha voluto vedere cosa portava i vantaggi del Nomacork. E che vantaggi avete avuto? Come mai vi siete approcciati a questa alternativa e che vantaggi ne avete tratto? Noi siamo davvero orgogliosi, posso dire, proprio con grande orgoglio di essere parte integrante della famiglia Nomacork, in quanto ci dà massima stabilità nelle chiusure. Nomacork è il leader mondiale nelle chiusure dei vini e siamo davvero soddisfatti. I maggiori vantaggi sono che non si ha più il sapore di tappo, l'estrazione del tappo ci consente di inserirlo anche nei vini rossi, quindi sono tante soluzioni che grazie a Nomacork l'azienda Zaccagnini crede in questo progetto. Avete anche riscontrato delle difficoltà in cantina oppure anche a livello commerciale invece per questa scelta del tappo alternativo, magari dei problemi di cantina che non conosciamo piuttosto che delle remore da parte del consumatore finale? Diciamo che in cantina no, perché alla fine i macchinari, il riparto di produzione a livello anche logistico è sempre rimasto invariato. L'unico limite che può essere il disciplinare della DOCG per un riserva che non prevede ancora il tappo Nomacork. Ci sono infatti disciplinari che non consentono ancora l'utilizzo di tappi alternativi al sughero per alcune tipologie di vino. Ma se non ci fosse questo limite, tu utilizzeresti un tappo alternativo sulla vostra riserva? Assolutamente, io lo utilizzerei a occhi chiusi. Ah sì? E come mai? Perché ci garantisce una qualità totale al 100%. Quindi sfatiamo il mito del fatto che il tappo alternativo non permette al vino di respirare o di evolversi in bottiglia? Ma assolutamente, quelli sono soltanto pregiudizi. L'importante è avere un progetto, credere in questo progetto, ma anche saperlo comunicare ai mercati italiano, ma anche e soprattutto all'estero. E all'estero avete avuto maggiori riscontri positivi rispetto a un'apertura verso questa tipologia? A livello statistico abbiamo avuto, diciamo, da maggior parte dei mercati sempre un feedback molto positivo. Tornereste indietro? Mai? Beh, io per curiosità vorrei assaggiare il vostro Montepulciano d'Abruzzo, quello con il famoso tralcetto, il vostro cavallo da battaglia. Anche quello utilizza il tappo alternativo? Sì, utilizziamo il Select 500 e il nostro cavallo da battaglia è stata la prima etichetta a nascere con l'azienda. Andiamo subito ad aprirla. Allora, parlaci di questo Montepulciano d'Abruzzo che ha fatto storia per la vostra azienda, ma anche per la tipologia. E poi dici una curiosità, utilizzate solo tappi alternativi per questo vino o li alternate con quelli di sughero? Il Montepulciano d'Abruzzo ha fatto la storia di tante cantine, diciamo, la colonna portante della regione Abruzzo. No, dicevo proprio il vostro. Sì, sì, assolutamente, però il nostro tralcetto, vino tralcetto, è stata proprio la prima etichetta ideata da mio padre, dal professor Valeriano Di Medio, per distinguerci dalle altre aziende mettendo questo tralcio sulla bottiglia. E quante bottiglie ne fate in tutto? Circa 2-3 milioni mediamente annue.
E dicevo, di questi 2-3 milioni li fate tutti con tappi alternativi o utilizzate anche tappi in sughero normale per alcuni mercati? Avete differenziato in qualche modo la produzione? La produzione diciamo stiamo arrivando al 100% con il Nomacork, però siamo oltre il 90% con assolutamente il Nomacork, che ci dà una stabilità di prodotto eccellente. Beh, sarebbe divertente, un giorno vengo a trovarvi in cantina e proviamo le due tipologie, una con il tappo normale e una con il tappo Nomacork. Assolutamente, ti aspetto. Fantastico, a presto.